Potrebbero già esserci tensioni tra Marina Militare e il Viminale sul comando dell'operazione internazionale riguardante l'immigrazione Triton. Tensioni tempestivamente sfatate dal ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ha affermato durante la commissione Schengen: non c'è nessuna competizione interna al nostro paese perché noi siamo una sola squadra. Il baricentro dell'operazione è Frontex e non l'Italia, ed è a livello europeo che vengono stabilite le priorità. Con l'avvio di Triton, Mare Nostrum andrà rapidamente alla dismissione. Contiamo di definire l'operazione di phasing out, il disimpegno, ovvero entro l'anno, ma già Mare Nostrum, per come l'abbiamo conosciuta dal 1° novembre, non esiste più. Per il residuo periodo di sopravvivenza di Mare Nostrum, il dispositivo navale è diminuito di 2/3, con una nave di grandi dimensioni e 3 pattugliatori che si muovono in un'area operativa di circa la metà. Anche il costo si è ridotto di 2/3, con un carico per il nostro bilancio di circa 3 milioni al mese fino a fine anno, rispetto ai 9,5 mensili. E quanto ha confermato il ministro dell'Interno Angelino Alfano rispondendo alla commissione Schengen. Alfano ha anche assicurato che con la fine dell'operazione l'attività di repressione della dinamica criminale legata al traffico di migranti da parte dello SCO non subirà alcuna interruzione, essendo concepita in maniera autonoma rispetto a Mare Nostrum e Triton. Nel caso di un SOS proveniente da un barcone al di fuori dell'area di pattugliamento di Frontex, Alfano ha precisato che non ci si può esimere dal prestare soccorso, anche se, contrariamente a Mare Nostrum, Triton è un'operazione di controllo di frontiere. Essendo in gioco però i diritti della persona, non vi è linea di pattugliamento che tenga concluso il ministro dell'Interno.